Allora, il disegno di legge di Monica Cirinnà del Partito Democratico, le unioni civili. Che fine farà questa legge? La settimana prossima arriva al Senato, arriva dopo, possiamo dirlo, 10 anni di discussione, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di riconoscere i diritti delle coppie omosessuali. Un arrivo al Senato che insomma, si presenta con i partiti un po' in ordine sparso, ci sono dei mal di pancia all'interno delle varie formazioni, chi è d'accordo, chi è contrario, chi puntualizza su alcune cose, e io inizierei proprio dando la voce al senatore Dalla Zuanna, che in questi giorni è stato sulle prime pagine dei giornali, che fa parte di quella, chiamiamo così, quella forza dissidente all'interno del Partito Democratico che solleva alcune obiezioni, e non so se ha presentato poi degli emendamenti in proposito. Ci spieghi un po'? Allora, intanto questo disegno di legge fa una cosa fondamentale, ossia prevede una serie di diritti alle coppie omosessuali e una serie di diritti di tipo diverso, diciamo, alle coppie di fatto, cioè diviso coppie di fatto sia eterosessuali sia omosessuali. Per ora la discussione si è tutta concentrata sulla prima parte del DDL, ossia sul discorso legato alle coppie omosessuali. Fondamentalmente quali sono i punti in cui c'è concordanza abbastanza diffusa e quelli su cui c'è discordanza. La parte dove c'è una concordanza abbastanza diffusa a livello, posso dire, di tutto o quasi tutto il Parlamento, è l'idea di riconoscere a queste coppie tutta una serie di diritti, che possono essere diritti di tipo patrimoniale o diritti di tipo e doveri anche, mica solo diritti e doveri di tipo patrimoniale di fondo, e nonché anche dei diritti e doveri delegati al vivere insieme, insomma. Ecco. Dove invece c'è contrasto, anche interno al nostro partito, è sul modo in cui gestire l'eventuale presenza di figli, fondamentalmente. Ecco, quindi questo, se vogliamo fare una sintesi proprio certo, anche per spiegare ai telespettatori perché si vuol fare questo, dare questi, diciamo, per i telespettatori, anche se tutti ormai immagino qualcosa, si sono informati su questo, alle coppie omosessuali, perché le coppie omosessuali, anche alla luce di alcune sentenze della Corte Costituzionale, ma specialmente alla luce dell'evoluzione del costume, sono diventate come si dice, una realtà riconosciuta. Parliamo delle coppie stabili omosessuali, cioè che sono una novità nell'entità di questi ultimi decenni, perché quando è stata scritta la nostra Costituzione questo tipo di realtà praticamente non c'era, oppure era nascosta o non dava luogo a convivenze conclamate, eccetera. Allora, qual è il problema di fondo per cui anche noi, dico io, assieme a una trentina di colleghi abbiamo presentato degli emendamenti? Allora, da un lato si vuole evitare che, perché insomma, noi dobbiamo fare una cosa che è diversa dal matrimonio, no? Come ci ha chiesto la Corte Costituzionale, al di là anche delle nostre convinzioni personali su questo, no? Fare una cosa diversa dal matrimonio, e in cos'è che sono diverse queste unioni dei matrimoni? Sono diverse, come è stato detto dalla Corte, un po' fra le righe ma in modo anche esplicito, perché non sono generative. Cioè, per definizione, le coppie di due persone dello stesso sesso non possono avere bambini, diciamo, in modo, fra virgolette, naturale, no? Questa è la cosa. Quindi noi, nell'andare a disciplinare queste coppie, come ci ha chiesto la Corte, come stiamo cercando di fare, dobbiamo mettere tutta una serie di diritti e di doveri, partendo anche da questo discorso. Allora, detto questo, come ora il disegno di legge prevede la possibilità della cosiddetta stepchild adoption, ossia, in italiano, cosa vuol dire? In italiano vuol dire, è una traduzione orribile, ma vuol dire l'adozione del figliastro. Questa è una cosa che già c'è nell'ordinamento italiano, è stata messa ancora, c'era già prima, però adesso è stata messa nella legge del 1983 sulle adozioni, 83 se non sbaglio, mi corregga il giurista, 1983. 184 dell'83. Sì, la legge 184 dell'83, dove praticamente è stata fatta per i vedovi, una persona che resta vedova, si risposa, il suo nuovo coniuge può adottare il figlio di questa persona.
Ecco, questo è la cosa. Il disegno il DDL prevede che questo lo possono fare anche le coppie omosessuali. Allora, quello che diciamo noi è che questa cosa è un modo praticamente per introdurre in modo surrettizio la possibilità, in particolare per le coppie omosessuali maschi, di regolarizzare figli, tra virgolette, cioè di fare adottare al partner, i figli sono tutti regolari, di fare adottare al partner il figlio ottenuto attraverso la cosiddetta gravidanza surrogata, cioè andando all'estero ad avere un bambino mediante appunto un accordo di tipo commerciale, perché questo è insomma con una donna. Io preferisco chiamarlo gravidanza surrogata come è chiamata nella legge 40, visto che stiamo parlando di legge, parliamo di legge. È quello comunque. Ecco. E quindi questo, se noi mettessimo l'adozione praticamente automatica di questo bambino, praticamente noi legalizzeremmo una misura che legalizzeremo in Italia una cosa fatta all'estero, capisce? Cioè uno lo va a fare all'estero e poi automaticamente in Italia gli viene riconosciuto il bambino, e quindi questo bambino risulterebbe come figlio di due papà o di due mamme. A noi questa cosa non ci va bene, perché intanto non è vera, semplicemente perché io credo che i rapporti biologici hanno ancora il loro senso e hanno la loro importanza, e poi anche perché specialmente questa storia della gravidanza surrogata io la ritengo non rispettosa della dignità della donna e non rispettosa perché insomma questi contratti sono contratti pesanti, si possono rubare ancora 20 secondi, cioè la donna deve accettare per esempio di abortire se il committente le chiede di abortire, oppure deve accettare di non vedere il bambino, oppure di darlo immediatamente ai committenti. Ecco, quindi io credo che questa sia una pratica da combattere. Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato. Che state presentando. Ecco, c'è da aggiungere, ma non in merito a questo proposito, ma a titolo generale, che l'Italia è uno dei pochi paesi europei che ancora non prevede nessun riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. Prima di dare la parola all'avvocato Federico Valotto, non voglio vantarmi se la regia gentilmente mi propone, abbiamo una cartina che spiega qual è la situazione in Europa, quindi dei paesi che si sono già dotati di una normativa in proposito. Allora, come vediamo in blu, dove sono i paesi che hanno già in vigore il matrimonio gay, omosessuale, in azzurro sono riconosciute le unioni civili, invece in rosso abbiamo quei paesi dove è vietato dalla Costituzione, invece in verde, che sono solo quei paesi che vediamo non riesco a vederli bene, da Slovenia, Croazia, l'altra deve essere... Croazia no. Sì, la Slovenia, in verde la Croazia, l'Ungheria. Vediamo. No, cosa serve? No, la Romania, la Slovenia e la Romania è sopra. Repubblica Ceca. Comunque c'è il divieto costituzionale qua, ma ci sono le unioni civili. Sì. In bianco ci sono i paesi dove non c'è nessun riconoscimento, e il fatto di legiferare in materia ci viene sollecitato anche a livello europeo. Allora, Federico Valotto, voi come Fratelli d'Italia, ricordiamo tra l'altro, ancora da aggiungere, che domani pomeriggio ci sono delle manifestazioni in Italia organizzate appunto dalle associazioni e le organizzazioni omosessuali e non solo, appunto Sveglia Italia, è ora di essere civili. Invece la settimana successiva, il 30 di gennaio, ci sarà il Family Day che si terrà al Circo Massimo a Roma, e dove tra l'altro ha annunciato anche la sua presenza il Ministro dell'Ambiente Galletti, anche lì insomma con qualche Valotto. Ma guardi, io credo che questo sia un argomento delicatissimo che deve essere affrontato in modo oggettivo. Se parliamo da un punto di vista morale, io le posso dire che secondo me, per carità, due persone che passano una vita assieme vogliono giustamente vedere riconosciuti i loro diritti. Altro discorso è che se questo riconoscimento non è altro che un apripista per altre opzioni che sono appunto la stepchild adoption e poi altre aberrazioni come l'utero in affitto.
Detto questo, se vogliamo anche analizzare la questione in modo analitico, cioè, come abbiamo detto, c'è una legge che è quella sulle adozioni dell'83 che prevede da parte del coniuge di poter adottare il figlio dell'altro coniuge. A questa legge si vuole aggiungere alla parola coniuge, vogliamo aggiungere anche o altra persona di altro sesso. Allora, c'è un'altra cosa da dire. Il fatto che l'adozione deve essere valutata di volta in volta dal giudice. È lui che sente il minore se ha più di 14 anni, se ha dai 12 ai 14 anni va a valutare le sue sensazioni, se ne ha meno di 12 deve proprio svolgere completamente una valutazione il giudice. Ecco. In questo contesto, dove purtroppo su questa questione appunto delicatissima che dovrebbe avere come punto focale quello della tutela del minore e non la volontà o il desiderio di qualcuno di essere genitore è un dovere, non è un diritto, innanzitutto. Dove qualsiasi persona che si oppone a questa visione viene tacciato delle peggiori offese, è un omofobo, siamo arrivati addirittura a delle schede in internet delle persone che insomma rifiutano questa visione. Secondo voi un giudice che deve valutare la possibilità o meno, insomma, la capacità di due soggetti di essere genitori di fronte a una coppia omosessuale, come si comporterà? No. È una domanda che vi pongo, assolutamente, è una provocazione. Dipende se con la paura di essere poi, qualora si rifiutasse per qualsiasi motivo, di essere accusato di essere un omofobo, di essere un razzista, se ne sentono di tutti i colori. Ma ovviamente io penso che il nostro paese deve essere tra i colori tra il blu e l'azzurro, nel senso che non ho alcun dubbio che non possa essere né dipinto di rosso, al di là della simpatia politica. Voi di Sinistra Ecologia e Libertà domani sarete... E certamente non di Verde, quindi è chiaro che diamo un giudizio positivo sul disegno di legge presentato e sulla disponibilità appunto a far sì che il nostro paese si allinei a quanto già accade in molti paesi europei. No, la questione sulla paternità, e cioè sulla possibilità che il figlio possa essere riconosciuto, anche su questo io sono d'accordo. Capisco il rischio della questione, la dico brutalmente, dell'utero in affitto. Cioè non sono insensibile a un elemento che può e che deve naturalmente per le coscienze, poi quando le coscienze si manifestano tutte alla giornata della famiglia ho qualche dubbio, però io invece prendo per buone gran parte delle argomentazioni che sono anche emerse nel Parlamento, che sono dotate, diciamo così, di una coerenza, non tutte, ma una parte sicuramente sì. Però il fatto che vi sia comunque un altro soggetto, cioè un giudice, che deve verificare, come verifica per le coppie eterosessuali, quando deve per esempio a chi affidare il bambino, la bambina, il figlio, nei casi di divorzio, dove si manifesta appunto un sentimento nelle persone, cioè da che parte si manifesta un sentimento, e credo che sia una cosa complicata, difficile, però credo che ci sia un soggetto che può verificare quali sono le condizioni appunto per cui uno possa, pur non essendo un diritto, possa diventare padre appunto anche essendo due persone dello stesso sesso, o madre nel caso fossero due persone dello stesso sesso. Credo che sia una condizione che non deve rappresentare chissà quale problema, perché appunto vi è una verifica del sentimento, tant'è vero che la legislazione italiana presuppone che quello che deve essere tutelato non è né il papà né la mamma né le persone adulte, diciamo così. La tutela è sempre nei confronti del minore, quindi una capacità da parte dell'amministratore di individuare se vi sono le condizioni per cui possa essere, diciamo così, diventare padre, io penso che ci siano, cioè ci sono in molti paesi, c'è anche e ci deve essere anche nel nostro. Se il rischio, senatore, è quello che poi si vada oltre, si ponga lì. Perché se il decreto Cirinà, capisco perfettamente, però noi non possiamo verificare che dopo 10 anni ancora questo Paese non riesce, perché poi nel voto dovremo vederlo, adottarsi una legge che da un punto di vista di evoluzione sociale credo sia fondamentale, anche per le questioni che appunto sono verificate, si stanno verificando in questo Paese, e anche da un punto di vista culturale. Non dimentichiamo che ogni tanto
anzi è successo qualche settimana fa, qualche giorno fa, in un campo di calcio, l'accusa, la cosa che viene maggiormente utilizzata in molti casi, anche in maniera drammatica nei confronti dei giovani, è quello di essere omosessuale. Quindi per favore, queste no, questo accade, e questa fa parte di una cultura di questo paese che purtroppo tu, da un punto di vista legislativo, non si possono stigmatizzare. No, ma non sto stigmatizzando. Dico che anche da un punto di vista culturale questa legge aiuta questi processi, anche culturali di un popolo, perché altrimenti rimaniamo sul fatto che appunto il fatto di essere omosessuale può essere tacciato come qualsiasi altra ingiuria. Un conto è rispetto per la persona, certo che c'è rispetto, ma ammettere che due persone dello stesso sesso sono in grado di crescere un figlio al pari di una famiglia tradizionale. Ma come? Okay? No, al pari, proprio al pari, certo, e sarei anche per togliere, per dirti. Come la settimana scorsa qualcuno dice, però quando dopo il bambino va a scuola e la maestra gli dice, ma chi è che fa la festa, chi è la tua mamma quando c'è la festa della mamma? Io sono per togliere la festa della mamma, non sono per togliere la festa del papà, perché sono delle feste che non hanno nessun senso da un punto di vista del rapporto squisitamente materno o paterno nei confronti del figlio. Sono questioni secondarie. Qui parliamo della crescita di un bimbo che ha bisogno di una figura maschile e di una figura femminile per crescere. Ci sono esempi di figure maschili e femminili in una famiglia che invece i bimbi non hanno appunto bisogno di... Mi interrompo un attimo, sentiamo anche la voce di imitare. Sì, però quello che sta dicendo lei presuppone che una famiglia, ok, ci sono famiglie composte da un uomo e una donna violente o che non crescono bene bambini, allora due persone omosessuali lo crescono sicuramente bene, certo, un gay non può essere violento, un gay non può essere pedofilo, un gay non può essere... certo, possono accadere violenze anche in una famiglia composta da omosessuali, certo, non è assolutamente certo. Ascoltiamo, ma appunto perché non è certo né per una né per l'altra, non vedo dove sia il problema. Un attimo solo. Sentiamo anche cosa dicono i cittadini, li abbiamo interrogati in proposito. Vediamo se arriva. Unioni civili, lei è d'accordo o no? La libertà è di tutti, certo, anche sulle adozioni. Piuttosto che un bambino rimane abbandonato in un orfanotrofio, per me che abbia un padre, che abbia una madre, che abbia... Ma secondo me, essendo un contratto di diritto privato, sono d'accordo per le unioni civili, sono meno d'accordo per quanto riguarda il discorso delle adozioni, ma semplicemente perché ritengo che sia una materia molto complicata e debba essere regolamentata in maniera precisa e soprattutto si tengano in considerazione quelli che sono i valori tradizionali della famiglia. Assolutamente sì, perché no? Perché togliere una cosa normalissima che è lo stare insieme, che sia tra coppie etero oppure gay. Sono d'accordo con le unioni civili, perché tutti abbiamo uguali diritti. All'unione civile sì, non all'adozione però, perché considero che la famiglia deve rimanere tale con uomo e donna. Non penso che un figlio possa crescere in un ambiente consono con due uomini o due donne. Le coppie gay, sì, anche quelle coppie civili, ma è una coppia civile anche quella, sì. Sì, deve essere approvata al governo come coppia civile. Sì, certo, è perché ognuno deve esprimere la propria libertà. Sì, sono d'accordo, perché sono convinta che se regolamentate bene le unioni civili possono funzionare benissimo come le altre. Ci vogliono però delle regole ben precise. Forse per le adozioni ci penserei un attimo, non ho le idee molto chiare. Un po' di riserva lì ce l'ho. Sono per la libertà. Quindi d'accordo, non d'accordo, cioè ognuno che faccia come crede. Per le adozioni invece? È la stessa cosa, ci vuole libertà, buonsenso e libertà. Piuttosto che stiano in un orfanatrofio, sì. Allora, senatore Dalla Zuanna. Sì, intanto fortunatamente bambini piccoli in orfanatrofio non ce ne sono, nel senso che vengono dati in adozione quasi tutti quanti subito. Quelli che sono ancora in orfanatrofio o in comunità eccetera sono quelli che purtroppo non vuole nessuno, ragazzi che hanno handicap o ragazzi di una certa età difficili, per cui è molto difficile trovare adozioni. Quindi al di là di questo, comunque, che è solo per reagire a caldo a quello che è stato, che è un po' un immaginario collettivo, direi che qui i nostri concittadini hanno espresso un po' ciò che dicono anche un po' i sondaggi, no? Dove c'è una larghissima maggioranza di italiani favorevole alla regolamentazione delle unioni civili e una larghissima maggioranza che esprime perplessità sul discorso delle adozioni. Ora, io non mi avventurerei
in discorsi del tipo ma una coppia di omosessuali può tirar su bene un bambino, lo tira su meglio di eterosessuali, eccetera. La scienza si sta dibattendo su queste cose e i risultati sono ancora molto controversi, anche perché è un fenomeno relativamente recente, quindi non abbiamo delle esperienze di lungo periodo, certo. Una casistica lunga, e poi dipende molto anche dai posti, dai luoghi in cui, ecco. È vero una cosa che diceva il signor Castagna prima, cioè dobbiamo noi inserire questa cosa all'interno di un grandissimo rispetto per le persone omosessuali. A me, l'ho anche detto prima in intervista alla stampa, 2 giornate all'allenatore del Napoli sono poche perché un allenatore non può permettersi, un allenatore della squadra che è prima in classifica, che tutti guardano e che tutti sanno, è un personaggio pubblico, e quindi è vero che nei campi da calcio ci si dice di tutto, però lui è una persona che quando parla tutti sanno quello che dice, quindi deve essere una persona che ha una doppia responsabilità, quindi secondo me lui avrebbe dovuto tenere la lingua a freno, non solo come se gli avesse detto che è handicappato. Certo. Non va bene. Si è scusato pubblicamente. Si è scusato pubblicamente, io certo capisco tutto, no, eccetera, però insomma secondo me su queste cose qui bisogna stare molto attenti. Detto questo, io credo che appunto noi abbiamo la responsabilità come legislatori di trovare una cosa che vada bene per l'Italia ora, anche perché prima noi vedevamo la Slovenia che era blu, no? Sì. Ecco, la Slovenia era blu, in realtà non poteva essere, bisognava cambiare il colore, perché in Slovenia c'è stato un referendum che ha bocciato il matrimonio e ha mantenuto invece l'unione civile. La Slovenia, è importante dirlo, è un paese molto secolarizzato, molto laicizzato. Più del 50-60% dei bambini nascono fuori dal matrimonio in Slovenia, quindi non stiamo parlando di un paese di bigotti eccetera così, solo che io credo che in Slovenia come anche in Italia ci sia la cultura, che il momento, cioè il livello in cui siamo adesso su queste tematiche, il ragionamento è questo, quindi noi facendo un'adozione piena adesso dei bambini omosessuali, figli che sono in coppia con omosessuali, rischiamo di mettere anche in difficoltà questi bimbi, capisce? Cioè nel senso che dobbiamo dare tempo alle cose anche di maturare all'interno dei paesi, quindi facciamo un'unione civile. Noi abbiamo proposto un emendamento cosiddetto affido rafforzato, che è un affido che non prevede ogni 2 anni un ulteriore controllo da parte dei servizi sociali, proprio per cercare di fare una cosa che, partendo dal fatto che questi bambini esistono, la possibilità che hanno un padre e una madre o una madre biologica, che il compagno di questa madre e di questo padre li possa avere in affido personale, quindi questi bambini possono avere tutti i diritti che hanno i bambini figli di coppie coniugate, però nello stesso tempo che nella loro carta d'identità sia scritto come è giusto che hanno un padre e che non hanno 2 papà o 2 mamme. Dopodiché io la festa della mamma e la festa del papà la terrei, perché anche i bambini, e sono d'accordo anche tante persone omosessuali che ho sentito, regalo, la festa del papà. No, è importante, certo il regalo non ci rinuncio, ma perché è importante che proprio, cioè, è un po' come l'idea di togliere il presepe, cioè è insensato, cioè nel senso che è proprio la diversità che crea ricchezza, non il non parlare delle diversità per capito? Non so se mi spiego. Sì, ho capito. Professor Case. La famiglia diventa una diversità? No, ci sono diversi tipi di persone, diversi tipi di coppie, diversi tipi di modi di vivere insieme. Ma nessuno mette in dubbio che una persona può vivere la sua vita, la sua sessualità come meglio crede. Cioè, quando si parla di adozione si mette sempre il presupposto che una persona contraria sia contraria all'omosessualità in generale. Una persona può vivere come meglio crede, non vi è nessun dubbio. E ripeto, è anche giusto che una persona che passa tutta la vita insieme ad un'altra veda in qualche modo una regolarizzazione del suo rapporto, da studiare le modalità. Però un conto è questo, un conto è fare un passo successivo, e purtroppo l'impressione è che in Italia le unioni civili siano solo il passo per arrivare a quello, di
consentire a due persone dello stesso sesso di avere dei figli. Cioè, non è ma se una ce l'ha, dottor Vallotto sta discutendo del fatto se c'è la cosa. Le casistiche possono essere moltissime. Se la cosa c'è, cosa fai? Puoi mica ammazzarli sti bambini, cioè devi trovare il modo che questi bambini, nel superiore interesse del minore, il bambino abbia una condizione. Minore, per questo abbiamo che una coppia composta da uomo e donna per adottare un bambino ci mette anche 5-6 anni. Allora velocizziamo questo procedimento No, ma se il bambino esiste già ed è figlio biologico di uno dei due, quello che stiamo discutendo, non che ci mancherebbe. Ma c'è un distinguo, però, attenzione, c'è un distinguo, perché un conto che uno dei due abbia già un figlio e quindi lo porta, diciamo, in dote, e necessariamente deve essere accettato anche dall'altro, perché altrimenti non è in un contesto, questa è la vera stepchild adoption. Sì. Ma non credo che siano la maggior parte dei casi. L'altro problema dell'utero in affitto è il fenomeno che, siccome voglio avere un figlio ma non lo posso avere dal mio partner perché non è in grado di darmelo, allora vado all'estero e me lo compro. Certo. Esatto. Volete una notizia? Se voi andate a Bogotà, montate su un taxi e gli chiedete il problema e il tassista ve lo risolve. Poi potete andare anche in altri uffici, ve lo risolvono ugualmente, nella maniera dell'utero in affitto. Perché poi il problema è anche che mi somigli, perché la depravazione di certe persone è tale che supera qualsiasi immaginazione. Allora, se io mi trovo di fronte a uno che poveretto è nato senza una gamba, io non lo criminalizzo, ma non lo posso comparare con una persona sana, non perché è meno valido, è altrettanto valido, ma sono due cose diverse. E se io non riesco a capire questo distinguo, allora non capisco che cosa vuol dire la società. E mi sembra che in questo contesto la famiglia diventa un accessorio della società, come il presepio. Il presepio non c'era prima, l'ha inventato forse San Francesco, forse. È diventata una tradizione, quindi nessuno ci obbliga a fare il presepio, ma io non posso dire che la famiglia è un'invenzione. La famiglia è un fatto biologico, innanzitutto, che viene normalizzato all'interno di una società da delle regole per consentire la protezione del minore. In questa legge il minore non ha nessun diritto. Non ha nessun diritto, non viene chiesto. Questa legge non tutela il minore. Il diritto del minore non esiste, perché può essere sballottato da una parte all'altra e può essere con alcuni trucchi anche inglobato in una pseudo famiglia che famiglia non è. Allora è chiaro che anche la vicinanza e la contiguità di questo giovane che cresce all'interno di una famiglia che ha tutti i diritti di stare insieme perché sono due omosessuali e hanno perfettamente il diritto, non deve essere negato, ma viene su probabilmente con una accezione della vita, una concezione della vita che non è assolutamente normale. Allora, ci sono delle cose che vanno regolamentate, ci sono delle situazioni che vanno sistemate, perché è giusto che due persone di qualunque sesso stanno insieme e condividano l'amore, il piacere piuttosto che gli interessi e qualsiasi altra cosa che due persone vivendo insieme condividono. È giusto che abbiano anche poi lo Stato li riconosca e riconosca loro il diritto, per esempio la pensione, la reversibilità della pensione a uno dei due qualora l'altro manchi, no? Ma quello che manca, il buco nero di questa legge, è che non si parla dei bambini, si parla solo se si possono o non si possono adottare, ma non parte dall'idea se c'è un bambino, va bene che piuttosto di niente, va bene anche il piuttosto, ma non è mica detto che una coppia di un certo tipo non stia meglio invece in un orfanatrofio,
perché ci sono degli orfanotrofi che sanno organizzare le cose e ci sono degli orfanotrofi che purtroppo invece sono dei disastri. Però scusi, qui stiamo parlando di bambini che hanno un padre o una madre, non stiamo parlando di bambini che catapultati. Non stiamo parlando di... Il DL Cirinnà non parla di adozione da parte delle coppie di possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali, parla solo del modo di regolarizzare i bambini che ci sono. Io vado all'estero. Quello che noi abbiamo fatto con una legge deve prevedere anche certi fenomeni. Certo, l'emendamento nostro e prendo in affitto una signora la quale dopo 9 mesi mi dà mio figlio. Professore, e siccome mio abbiamo figlio fatto proprio un emendamento dentro... che cerca di evitare questa cosa. Questo è il punto. E questo emendamento rende la pratica. È un emendamento. Ma devi provare che rende la pratica della gravidanza surrogata, la rende illegale anche per un cittadino italiano che la fa all'estero. È un emendamento che utilizza l'articolo 7 del codice penale, che tu conosci benissimo, appunto, per cercare di fare questo tipo di cose. Mediante questo noi riteniamo di dare una forte, come si dice, evitare appunto che l'utero in affitto o la gravidanza surrogata sia una pratica così semplice come è adesso. Le faccio un esempio. Scusa, mi lasci finire un secondo. Vado in Colombia per riuscire, per far questo, ripeto, è molto difficile, perché è molto difficile proibire in Italia una pratica che all'estero, in un altro paese, è legale. Cioè, partiamo da questo presupposto, quindi noi cerchiamo di mettere dei paletti per far sì che questa cosa diventi complicata. Certo che questo, assieme a quella proposta che dicevo prima di affido rafforzato, insieme dovrebbero permettere di tutelare al massimo i minori appunto che ci sono, impedendo per quello che è possibile questo tipo di pratica che io personalmente ritengo particolarmente lesiva per la dignità delle donne, specialmente. Ecco. Non so se ci riusciremo, però ci stiamo provando. Io vado in Colombia, conosco il tassista che mi dice professore, mi innamoro di una colombiana, facciamo un figlio assieme. Dopo un po' di tempo ci stufiamo di stare assieme e divorziamo. La Colombia, il giudice colombiano affida a me il bambino. Torno nel nostro paese e mi innamoro di, non più una colombiana, ma di un italiano. Come fa a stabilire che non era utero in affitto? Come si fa a stabilire che quel figlio lì non è nato attraverso una procreazione assistita, oppure che è stato effettivamente... Io torno in Italia con mio figlio, il giudice colombiano mi ha detto... ci sono, è una questione di principio a volte, però è complicato, per quello dicevo ma si può fare, c'è tutta una procedura di trascrizione degli atti di nascita, in Italia considerare illegale ciò che è illegale anche in un altro paese diventa illegale anche per te. Per esempio, ma non per mettere assieme, è stato arrestato un cittadino italiano che in Thailandia turismo sessuale con le bambine, appena è tornato in Italia, essendo che in Thailandia è un reato, poi appena è tornato in Italia è stato arrestato. Cioè, se in quel paese tu pratichi un'azione illegale per quel paese e torni in questo nostro paese che è illegale, ti arresta. Ma nel momento in cui, ho fatto l'esempio utilizzando l'esempio prima del professore, io lo faccio il bambino con la colombiana, lo porto in Italia e mi innamoro di un italiano, ho diritto che il compagno con cui decide di stare assieme abbia la paternità, oppure no? Dopo. Per conto mio, dopo la nascita del bambino, per quello la casistica due si mettono insieme, capisco, però la casistica nel momento in cui si nega la possibilità di avere l'adozione, nel momento in cui si nega si apre uno spiraglio che è ancora più ampio, perché appunto le possibilità della legge, comprese le adozioni negli orfanotrofi. Allora, io credo che sia abbastanza noto che se vai nell'est europeo, dove è tutto rossola, a prendere un bambino, scusate il termine è bruttissimo, però a adottare un bambino,
ci sono delle pratiche, diciamo così, che hanno bisogno da un punto di vista economico di essere supportate. Questo è un luogo comune. No, è un luogo comune. No, purtroppo non è un luogo comune, è una cosa abbastanza verificata. Sono cose verificate da cose internazionali. Io penso che da questo punto di vista, se la condizione viene creata nel nostro paese, debba avere appunto le caratteristiche della legalità, per cui la coppia che decide di stare assieme, c'ha il bambino, c'ha un figlio o una figlia, ed è il giudice che stabilisce quali sono le condizioni. Qui stiamo facendo un po' di confusione. Qui stiamo parlando di gente che arriva dall'estero con un bambino piccolo che deve fare trascrivere in Italia l'atto di nascita, non gente che arriva con un bambino di 8 anni. Cioè, non è quello il problema. E quando arrivi con un bambino piccolo, allora lì per trascrivere l'atto di nascita tu devi produrre dei documenti che ti vengono prodotti nella corte consolare. Certo. Chiaro che se uno vuole imbroglia. Noi chiediamo di fare una dichiarazione in cui uno dichiara di non aver utilizzato questo. Il giudice, se vuole, può fare delle certo che non è facile, però noi non vogliamo arrenderci all'idea che questo tipo di pratica non sia impossibile ma mentre in qualche modo da perseguire. Il principio, nel momento in cui il suo emendamento ovviamente l'ho visto, nel momento in cui viene applicato così vuol dire che si nega anche l'altra possibilità, l'adozione. Ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, però rientriamo subito, così abbiamo l'ultima parte della trasmissione, perché abbiamo anche dei telespettatori in attesa per intervenire. A tra poco.